Amici di WeSport, un cordiale saluto, bentrovati con la quarta giornata del campionato di seconda categoria siciliana. Ci troviamo al Valentino Mazzola di Gaggi per la sfida tra Caggi e Città di Francavilla. Padroni di casa reduci dalla vittoria in casa dell'Antillo, è stato invece 0-0 nell'ultimo turno per il Città di Francavilla contro il Castiglione. Vediamo la formazione scelta da mister Camarda per questo match: 4-3-3, Montesanti in porta, in difesa Spadaro, Trimarchi, Costanzo e Pafumi, a centrocampo Dallura, Chirillo e Cipolla, in avanti Ricina, Cuntrò e Cantarella. Risponde Città di Francavilla con Polito, Vaccaro, Sgarlata, Brunetto, Currò, Maniera, De Francesco, Bonaccorso, Boemi, Brunetto e Grimaldi. Arbitra la partita il signor Diego Buda di Messina. Tutto pronto allora per il film del primo tempo del match tra Caggi e Città di Francavilla. Granata giallo per quanto riguarda la formazione del Caggi, in giallo-rosso invece risponde il Città di Francavilla. A raccontarvi del film del primo tempo iniziamo al secondo minuto, c'è un calcio di punizione affidato a Chirillo, il pallone pesca in area di rigore, Cantarella, colpo di testa alto sopra la traversa. Al 17esimo calcio d'angolo di Cipolla, ancora Caggi che prova a spingere il pallone scodellato in mezzo sul secondo palo, una deviazione avversaria, poi c'è una conclusione, ancora una deviazione per il direttore di gara e semplice calcio d'angolo. Minuto 23, punizione ancora per i Caggi, Cipolla sul punto di battuta destro che viene deviato dalla barriera in calcio d'angolo dal corner e che ne esegue Cantarella sul punto di battuta, scodella dentro dove Dallura imperioso stacca al centro e trova il gol dell'1-0. Si sblocca il risultato con l'incornata vincente da parte di Dallura. La formazione di Camarda mette la testa fuori nel match del Valentino Mazzola. Al 25esimo la reazione da parte del Città di Francavilla, mentre si accende il Valentino Mazzola grazie anche ai fumogeni. Boemi vince un contrasto, riesce a scagliare il destro in diagonale, pallone che però si spegne sul fondo al 44esimo. L'ultima chance del primo tempo è ancora per i padroni di casa, calcio di punizione che stavolta viene affidato a Cantarella, pallone che per poco non trova la via del 2-0. Di lì a poco invece il duplice fischio, fin qui decide il gol realizzato da Dallura al 24esimo del primo tempo, sfruttando il calcio d'angolo messo in mezzo da Cantarella. Il Caggi alle mani sui 3 punti, ma c'è ancora tutta la ripresa di cui raccontarvi. Match che si apre al 46esimo, calcio di punizione di Chirillo che riesce a trovare Riccina in area di rigore, il colpo di testa, pallone alto sopra la traversa. Al 48esimo ancora Riccina protagonista perché va a dialogare con Cuntrò, prova il tentativo, la conclusione però si spegne sul fondo, sembra non soffrire il Caggi, ma al 52esimo c'è un calcio di punizione affidato a Bonaccorso per il Città di Francavilla. Il pallone viene deviato e alla fine trova l'1-1 De Francesco che insacca il rete e va a riequilibrare il match del Valentino Mazzola. Pazza esultanza per il calciatore giallorosso quando al 65esimo Cantarella va a triangolare con Riccina che gli restituisce il pallone. Cantarella pensa al destro, è una buona idea, meno però l'esecuzione. Minuto 66 è il momento di Franco per Cuntrò. Minuto 68 c'è un cross dalla destra affidato a Cipolla sul pallone. Cantarella riesce a deviare, trova Riccina, si sistema la sfera sul destro, ancora Riccina di controbalzo. Che gran gol del Caggi, che gran gol da parte di Riccina e nuovamente i padroni di casa sono in vantaggio. Destro impressionante per potenza e precisione. Adesso è 2-1 al Valentino Mazzola, è il momento di Filippelli per l'autore del gol dell'1-0. Dallura al 75esimo invece entra lo Iagono per chi ha segnato il gol del 2-1, ovvero Riccina. 78esima azione personale di Cantarella che qui salta il diretto avversario, cerca la diagonale per il compagno Franco, arriva però la deviazione della difesa che favorisce il portiere Polito. 82esimo lo Iagono cerca lo scambio con Cantarella, lo trova, ancora il neoentrato lo Iagono, il tentativo invece con il colpo di tacco in area di Franco, incredibilmente non riesce a trovare il 3-1. 83esimo c'è un calcio di punizione, Francavilla in area con il tentativo di Bonaccorso, doppia deviazione e sfera che si perde in un nulla di fatto. Al minuto 84 invece Spadaro qui ringhia sul pallone, riconquista la sfera e un assist il suo per Franco, pallone che proviene deviato in calcio d'angolo. Minuto 85 il momento di Alaimo per Spadara. All'86esimo ci sarà anche tempo per Calì al posto di Cantarella. Poco dopo il triplice fischio al Valentino Mazzola, il Caggi continua a vincere, lo fa per 2-1 contro il Città di Francavilla grazie ai gol di Dallura e Riccina che vanno ad annullare il parziale 1-1 di De Francesco. Amici di WeSport, un cordiale saluto e alla